Stefano Marcon è il nuovo sindaco di Castelfranco. Al ballottaggio ha ottenuto il 52% dei voti, circa 600 più del suo rivale, staccato di 5 punti percentuali, e che ha ridotto il distacco del primo turno, ma evidentemente non abbastanza, anche se Marcon, quando domenica sera ha visto che l'affluenza era molto bassa, circa il 45%, ha temuto di perdere. Le 19 mi sembra che eravamo un po' più del 30% e sappiamo tutti che una bassa affluenza al voto penalizza di più l'elettorato di centrodestra, e quindi in quel momento lì un po' di preoccupazione c'è stata. Una sconfitta che il centrosinistra di Castelfranco riconduce anche al clima difficile che incontra il PD negli altri comuni veneti al voto, e quindi la soddisfazione per aver ridotto il divario si contrappone alla delusione per la sconfitta. Purtroppo la contingenza nazionale intorno a noi era molto più favorevole alla Lega e questo ha giocato un ruolo determinante. Però diciamo che ci siamo battuti con grande onore. Marcon promette la giunta di 7 assessori in tempi brevi, una settimana circa, e poi via il Consiglio Comunale, 14 rappresentanti della maggioranza, 10 dell'opposizione. Il sindaco promette che il rapporto con il candidato sconfitto sarà buono. Per quel che mi concerne è aperto, costruttivo. Ci siamo salutati ieri sera con Claudio, il quale è stato lui a chiamarmi e a dirmi: Marcon, hai vinto. Penso e mi auguro che si possa assieme lavorare. Certamente entreremo in Consiglio Comunale e faremo un'opposizione da un lato costruttiva, dall'altra parte però sarò intransigente verso Marcon nel rispetto del programma che lui ha proposto ai suoi elettori. E da capo dell'opposizione Beltramello svela la sua prima mossa. Consegnerò una copia del nostro programma a tutti gli assessori e a tutti i consiglieri di maggioranza. Trovare qualche idea buona nel nostro programma è il primo segnale che si vuole collaborare. Quanto a Marcon, dopo aver dedicato la vittoria al padre scomparso, si definisce sindaco di tutti. Le mie porte saranno aperte, così come le sono state quando ero vice sindaco. Non ci saranno preclusioni di sorta nei confronti di alcuno.